Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, allora presentata la campagna abbonamenti 2023-2024, quali le novità rispetto alla scorsa stagione? Allora, ci sarà sicuramente una cosa molto importante che è il pacchetto Under 18 per quanto riguarda la curva sud, Under 65 per la curva sud e il pacchetto famiglia che riguarda anche la curva sud, dove il pacchetto famiglia sarà composto da 5 persone, 2 adulti e 3 Under 16. Un'altra novità molto importante è che ci sarà l'abbonamento sarà di 18 partite e non 19, perché ci sarà una giornata arancio nero verde a prezzi molto vantaggiosi, che però l'intero incasso verrà dedicato totalmente in beneficenza. Poi ci saranno alcune fasi, l'abbonamento ci saranno 3 fasi, che la prima fase riguarda gli ex abbonati, la seconda fase avrà dei prezzi vantaggiosi, la supporter card omaggio, e la terza fase è la vendita libera, che sarà fino alla prima partita di campionato al Penso. Ci può dire di più sulla supporters card? Sì, la supporter card servirà per le agevolazioni per quanto riguarda la partecipazione a alcuni eventi come il meet con i calciatori, il walkabout, oppure delle iniziative come in alcuni eventi, come c'è stata la partita dei Legend, dove abbiamo potuto invitare i possessori della supporter card. Ci saranno degli sconti per quanto riguarda il nostro merchandising, ci sarà l'opportunità di acquisire i biglietti quando ci saranno delle restrizioni per i nostri tifosi in trasferta, e quindi servirà specialmente a questo. Lo slogan che vediamo alle sue spalle è Vuge Merry Me, un augurio anche per cercare di migliorare i numeri dell'anno scorso? Sicuramente sì, un augurio anche per proseguire lo slogan che è stato fatto su Vaporetto, Meet Me in Sant'Elena ti amo, dove c'è stata questa onda di tifosi nell'ultimo periodo, e quindi per proseguire questo slogan abbiamo creato un nuovo slogan che però riguarda sempre l'amore tra la società, i giocatori e i tifosi. Un'ultima cosa, direttore, come sta procedendo il calciomercato? Procede, sarà un calciomercato lungo, però noi saremo attenti a qualsiasi cosa. Prima cosa dobbiamo sfoltire, perché abbiamo tanti giocatori in rosa, però vogliamo mettere nelle condizioni il nostro allenatore di avere una squadra competitiva e affamata.